Qua in paese si parla di pasta Zara. Qualcosina, ma non più di tanto, insomma, si sente che c'è un po' di crisi, ma più di quello non so, Si parla non di lo più so di dire. banche, immagino. Di banche, quello sì, senz'altro. Il commento dal gestore di uno dei bar più frequentati a Riese, paese di Pio X, del cardinale Monico e di pasta Zara, dal 1898, come recita il cartello fuori dallo stabilimento, simbolo della famiglia Bragagnolo e esempio di azienda del mitico Nord-Est. E sarà per questo che in fondo nessuno crede veramente nella crisi societaria, nel concordato presentato in tribunale, ma soprattutto che non ci sia più la garanzia per i posti di lavoro. 500 tra stabilimento trevigiano, quello triestino di Muggia e quello di Rovato nel Bresciano. Tutti però accomunati dal disastro banche venete, che se ai piccoli ha spazzolato i risparmi, ai grandi ha chiuso i rubinetti del credito garantito da azioni diventate carta straccia. Ecco perché Pastazzara non riesce a pagare la rata del prestito da 5 milioni di euro ed è in ritardo con il versamento dei contributi per i dipendenti. Una situazione che i sindacati CGIL e UIL sapevano da tempo. Come organizzazioni sindacali eravamo già al corrente di una situazione un po' di difficoltà dal punto di vista finanziario. L'azienda non ha sicuramente delle problematiche dal punto di vista del lavoro, perché il settore alimentare è un settore trainante, come sappiamo, anche della nostra economia. Infatti tutti sono convinti che il vulcanico presidente Furio Bragagnolo troverà una soluzione per la quale tutti, ad iniziare dalla regione, stanno dimostrando sostegno e partecipazione. Io tifo perché si risolva il problema, il concordato in continuità non vuol dire chiudere l'azienda, la regione è a disposizione per quello che può fare, ad esempio sul fronte della finanziaria regionale. Sappiamo che è un'azienda sana e che produce redditività, cioè produce utili. Dall'altro è una posizione debitoria sulla quale ci sarà inevitabile un confronto per capire di uscirne. E già le voci dall'azienda parlano di trattative con nuovi investitori pronti ad entrare in un affare mondiale, visto che Pastazzara esporta in tutto il mondo, anche se, e questo è il vero timore, la svolta potrebbe far ammainare il tricolore che sventola sui silos. E al bar c'è già chi ipotizza che il caso Pastazzara sia null'altro che il primo di un tentativo complessivo di far grippare il motore economico veneto attraverso le banche. Certo è che se non avessimo avuto il crack delle banche, molto probabilmente oggi non si parlerebbe della partita del concordato di Pastazzara.